Il Silenzio Grande, presentato come evento speciale nelle giornate degli autori alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è firmato da Alessandro Gassman. Il regista e attore romano porta a Venezia questo suo ultimo lavoro, tratto da una storia teatrale scritta da Maurizio Di Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme a Andrea Ozza e lo stesso Gassman. Abbiamo incontrato Alessandro insieme al protagonista principale, l'attore napoletano Massimiliano Gallo. Siamo ritornati ad essere la grande capitale del cinema mondiale. Aspettiamo in concorso a Venezia 79 magari. Mi auguro, per adesso in 7 anni sono venuto con 9 film, quindi mi auguro di ritornarci sempre. E Venezia come città che piace? Venezia è una città che ti frega sempre, come la rivedi te ne innamori subito e ieri ci è capitato questo appena ci siamo arrivati. Un film che, racconta il regista, vuole essere una carezza agli spettatori. E Maurizio ha scritto Il Silenzio Grande, che è una storia che parla di silenzi, dal titolo, di cose non dette, come spesso può succedere nelle famiglie. A volte succede magari che tra persone che si vogliono molto bene di non dire delle verità anche per non ferire il prossimo. Questi silenzi vanno sommandosi fino a creare un grandissimo silenzio che con l'avanzare dell'età può diventare insormontabile, ed è un film che mi piace molto perché intanto si avvicina molto a quello che è dei 3 film che ho fatto come regista, è quello che si avvicina più al mio gusto proprio cinematografico, del genere cinematografico, e perché vuole essere una carezza agli spettatori, un film empatico con personaggi ai quali poter voler molto bene. Questa famiglia che è sempre vissuta in questa villa meravigliosa a Napoli non può più permettersi di vivere nell'agio e si ritrovano tutti nello studio dello scrittore per raccontargli rapidamente cose che non gli avevano mai detto perché il tempo è scaduto. Per fortuna lo fanno, perché questa confessione, questa lunga confessione tra persone che si amano sarà la loro tardiva salvezza.